il gonfalone del comune di Maiano, decorato di medaglia d'oro. Arcivescovo Alfredo Battisti, Spirito Santo. Amen. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata, i sindaci dei comuni gemellati ed storico e culturale annientati. La scossa avvertita in molte regioni. Presente qui per ricordare anche questa azione di civiltà, così come lo hanno fatto e lo stiamo ricordando. È stato uno dei primi pensieri, quando a febbraio abbiamo anche detto che c'era qualcosa in più che dovevamo aggiungere in questi 40 anni. Quel qualcosa in più era raccontare a chi non c'era o a chi è troppo giovane. Terremoto forse ci stanno dicendo proprio questo. Siamo riusciti A senator stood up and he said, "We don't know all of i cittadini di Maiano per aver voluto conferire la cittadinanza onoraria all'esercito quale riconoscimento della straordinaria opera prestata da tutti i nostri soldati." Presidente, oggi a Maiano si è ricordato l'anniversario del terremoto, ma soprattutto si è ricordata l'opera dell'esercito con un'importante cerimonia. Sì, il conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, all'Esercito, la presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito è stato non soltanto un onore ma anche il segno di quell'attenzione che l'Esercito ha avuto fin dai primi momenti, anche per i morti che ahimè sono avvenuti in alcune delle caserme, anche capitati successivamente nell'opera di ricostruzione, ma è stato quindi il momento per ricordare quei fatti tragici ma anche per ricordare quell'aiuto, quella solidarietà e quella presenza che è stata garantita fin dalle prime ore.